Questa barca è ipertecnologica, un concentrato di 7 tonnellate e 300 kg di carbonio di Kevlar. È un Open 50, molto moderna, molto performante, molto leggera, molto invelata. Sono imbarcazioni a vela che nascono per macinare miglia negli oceani e per i mari, fatti per andare a cercare il tempo cattivo e andare il più veloce possibile. Lavorare in team è fondamentale, è qualcosa che ti permette di crescere molto più rapidamente. Progetti così importanti richiedono comunque una squadra. Andrea oggi è la persona di cui in barca mi fido ciecamente. Abbiamo fatto una scelta precisa per questi anni di correre insieme io e lui. Guido è una grande persona, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Lui comunque è l'unico skipper italiano che ha fatto 3 giri del mondo in regata e per me è un grande onore poter navigare con lui. Il Veneto di Sardegna è prima di tutto un'avventura sportiva e umana. È qualcosa dove concentrare le esperienze diverse e cercare di portare a casa dei risultati importanti. Il mare è un po' il riassunto di tutto quello che puoi trovarti di fronte nell'esistenza. Devi ogni tanto accettare le sfide, devi ogni tanto accettare le sconfitte, tuttavia anche quando te ne torni a casa bastonato hai subito la voglia di tornarci di nuovo. Navigare in uno spazio così ampio, senza confini, ti permette di andare dove vuoi e connette tutte le parti del mondo.